L'Ogliastra avvia la programmazione 2023-2027 e ti invita agli incontri per la stesura del nuovo piano di azione. Le riunioni sono rivolte a tutti e servono a raccogliere idee ed esigenze indispensabili per redigere il nuovo piano di finanziamenti. Sei un amministratore pubblico, un imprenditore o un cittadino con nuove idee? Aiutaci anche tu a scrivere la strategia di sviluppo rurale dell'Ogliastra 2023-2027. Costruiamo insieme il futuro. Per maggiori informazioni visita il sito www.galogliastra.it. A breve comunicheremo le date dei prossimi appuntamenti. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Air. Colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione. Amy Beauty Air. Tira fuori il perfetto che è in te. Amy Beauty Air. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Scopri la linea Kerastase con il 20% di sconto sino al 30 novembre. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store, via Repubblica 9 a Lanusei e da oggi anche in via Monsignor Virgilio 74 a Tortolì. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 9992. Buonasera gentili radioascoltatori, buonasera a tutti voi che ci seguite anche questa sera per un'edizione speciale di Nero su Bianco, una puntata straordinaria che vogliamo dedicare ad una rincorrenza importantissima per la cittadina di Tortolì e Arbatax. Stiamo parlando della solennità del patrono Sant'Andrea Apostolo e Martire. Per parlare di questa solennità abbiamo invitato nei nostri studi 3 ospiti graditissimi. Inizierei col salutare Don Piero Croveddu, parroco di Sant'Andrea. Grazie Don Piero per essere con noi, grazie per la sua presenza. Giuseppe Frau, che è del comitato il presidente, grazie anche a te Giuseppe per la tua disponibilità, e Giuseppe Piludu, che è il recentissimo acquisto del comitato, grazie per essere grazie a voi per nostro l'invito. Ospite. Io direi che prima di parlare di questa solennità, di questi festeggiamenti in onore del nostro patrono, direi di
darvi come al solito le nostre informazioni di servizio a partire quindi dalle frequenze, dalle FM 102.104 Gliastra, 100.5 Tertenia, 92 Sarrabus e 88.6 per Nuoro Centro. Abbiamo anche il canale DAB di ECC che copre Cagliari e Interland e abbiamo i nostri canali nei quali potete seguire la diretta video: Facebook Radio Stella Tortoli, YouTube Radio Stella Tortoli. Abbiamo inoltre i 2 numeri dedicati ai vostri interventi, qualora aveste qualche domanda da rivolgere ai nostri ospiti. 0782 62 25 05 è il numero fisso, poi abbiamo WhatsApp 379 13 74 733. Ricordiamo infine il nuovissimo e rinnovato sito internet www.radiostellatortoli.it. Ma iniziamo subito con questa nostra chiacchierata sulla solennità in onore di Sant'Andrea. Partirei subito con Don Piero Croveddu, alla guida della parrocchia da diversi anni ormai. Noi conosciamo la storia di Andrea, apostolo e martire, però insomma io vorrei che la ricordassi anche i nostri radioascoltatori, perché Repetita Iuvant ed è comunque una storia molto affascinante, una storia importantissima per il cristianesimo, per i credenti e per chi crede appunto per chi è cristiano. Prego Don Piero, ci racconti perché è così importante questa figura? Buonasera a tutti, anche agli ascoltatori, grazie per l'invito a Giusy e grazie anche a coloro che sono venuti da parte del comitato per esprimere veramente la gioia intanto di appartenere a questo comitato di Sant'Andrea, parrocchia di Sant'Andrea. E bisognerebbe andare un pochino lontano nel tempo per capire bene la persona di Sant'Andrea, perché noi dobbiamo andare all'inizio dell'era cristiana, lungo le rive del fiume Giordano, quando San Giovanni Battista che battezzava, ecco, vedendo Gesù che passava, gli ha detto: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E allora c'era Andrea e Giovanni che hanno seguito Gesù. Lui si è accorto che qualcuno lo seguiva e ha chiesto: chi cercate, cosa cercate? Dice: maestro, dove abiti? Venite e vedete. E ci dice il Vangelo che sono stati tutta la sera insieme a Gesù, però non ci dice il Vangelo di che cosa hanno parlato, ma possiamo comprenderlo bene. Hanno parlato anche del mistero che si celava in quella persona umana, attesa dalle genti, come ci dice la scrittura, questo Dio che si incarna e chiede la collaborazione delle persone umane. E questo che ha sorpreso sicuramente Andrea e Giovanni, tanto che poi uscendo da questo colloquio senz'altro molto appagante e molto forte, hanno cominciato a trasmettere la loro testimonianza di questo incontro a coloro che erano vicini. Che poteva fare? Andrea, fratello di Pietro, faceva parte di una cooperativa pescatori, senz'altro Pietro era il capo della cooperativa, e ha suscitato anche in Pietro il desiderio di conoscere Gesù Cristo. E poi tutta la storia che noi conosciamo anche nel Vangelo, che ci rappresenta proprio un amore grandissimo per Gesù Cristo e insieme anche per il mondo intero, perché chi ha seguito Gesù Cristo l'ha seguito perché si è accorto che aveva tantissima umanità e insieme all'anima curava anche il corpo e cercava di dare sollievo anche alle malattie, a tutto quello che poteva essere di disturbo nella vita delle persone. E questo è importantissimo, perché noi abbiamo come patrono la cittadina di Tortoli Arbatas, ha come patrono Sant'Andrea, ma questo patrono che
è singolare perché non c'è nessun'altra parrocchia della diocesi Sant'Andrea. Sì, infatti è un unicum. E non c'è neanche forse in parrocchie vicine. Perché Sant'Andrea? È un qualcosa che va dietro nei secoli e notizie certe non ne abbiamo. Però sappiamo che certamente è questa missione che i monaci bizantini hanno portato. Sì, perché la cristianizzazione qua in Sardegna è opera dei monaci basiliani. Sì, basiliani. E quindi noi pensiamo che abbia avuto inizio proprio questo culto a Sant'Andrea in Ogliastra e a Tortolì, proprio dietro la missione e la predicazione dei monaci bizantini. E quindi noi ci ritroviamo con una storia meravigliosa, possiamo dire, perché dobbiamo andare verso forse l'anno 1000 per conoscere un pochino gli inizi di questo culto. E allora ecco che troviamo delle testimonianze già al tempo di San Giorgio di Suelli, che in pratica lui era vescovo della giurisdizione che comprendeva anche l'Ogliastra, seppure era molto più vasta. Ma Sant'Andrea, ecco, lo troviamo con una chiesa piccolina, che forse era con un altro nome che adesso mi sfugge. Però sempre qua. Sempre nel sito di Tortolì. Sì. Nel frattempo chiaramente questa chiesa è diventata quella che poi noi conosciamo come la cattedrale. Sì, però c'è una storia che precede tutto questo, no? Perché prima c'era una chiesetta piccolina che noi possiamo pensare alla navata di destra entrando, che arrivava fino poi alla sagrestia. Quindi con una pianta bizantina? Sì. Perfetto. Poi, ecco, un'altra notizia che abbiamo è la chiesa di Sant'Andrea vicino al Monte Attu. E anche quella, sì, molto probabilmente perché il paese era lì. E poi, ecco, conosciamo la storia della cattedrale di Sant'Andrea perché è stata ampliata soprattutto a seguito della presenza dei vescovi, della nomina della diocesi. In che anni questo? Questo possiamo averlo 1830, 1835. Quindi l'ultimo ampliamento risale a quell'anno, è a seguito della rilevanza che ha avuto Tortolì come sede di diocesi. Sede vescovile. L'ultima ristrutturazione di pochissimo, abbiamo finalmente restituito alla cattedrale un bel colore bianco. Bello, bellissimo. Sì, che assolutamente la valorizza, ed è lì che si festeggiano, chiaramente le ricorrenze, le maggiori ricorrenze, ma è lì che poi andremo a festeggiare il nostro patrono. Un'ultima cosa, poi passerei la parola a Giuseppe Frau. Come è morto Andrea? Andrea si tratta di uno martirio. Andrea è morto martire, però non ha voluto la croce come Gesù Cristo, ma ha voluto questo intreccio, perché lui non era degno, questa specie di X, insomma, no? Quella che poi è rimasta appunto come simbolo e che vediamo che è simboleggiata poi nello stendardo del comitato. Sì. Un comitato che qui è rappresentato da Giuseppe Frau e da Giuseppe Piludu. Giuseppe, raccontaci la storia di questo comitato, quando è nato, perché nasce, fermo restando che il 30 novembre si è sempre festeggiato il patrono, però da qualche anno a questa parte, da diversi anni a questa parte, la solennità ha avuto modo in qualche maniera di essere festeggiata con maggiore importanza. Raccontaci un po' la storia di questo comitato. È semplicissimo. Ci è stato chiesto di partecipare a una riunione in parrocchia per far sì che si potesse fare eventualmente un comitato che potesse gestire una festa in onore di Sant'Andrea.
Al che posso dire, tutti quelli che hanno partecipato... Tu sei un socio fondatore, vero? Sì. Tutti quelli che hanno partecipato sono rimasti un po' così perché la difficoltà di appartenere a un comitato è tanta. Ci vuole pazienza, ci vuole molto lavoro e ci vuole naturalmente un po' di fede, che qualche volta viene a mancare con quelli che partecipano in un comitato per partecipare, basta. Noi siamo partiti da quest'idea. L'idea era rappresentare Sant'Andrea e onorarlo con una sontuosità che meritava, perché patrono del paese, della città di Tortolì. E naturalmente abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, perché l'organizzare un gruppo che non sapeva cosa fosse un comitato, più o meno, se non prendendo esempio dagli altri già esistenti, allora ci siamo fatti aiutare dagli altri comitati e abbiamo costituito questo gruppo di lavoro, se così lo possiamo chiamare, gruppo di lavoro per far sì che si potesse compiere quello che volevamo fare, cioè un comitato di festeggiamenti in onore di Sant'Andrea. Questo in che anno? Nel 2005. Nel 2005, e ci siamo riusciti con l'aiuto esterno di parecchi, che posso dire, parrocchiani che ci hanno dato una mano, ma una grossa mano, ci siamo riusciti, abbiamo fatto... Da chi è partito l'input? È partito da Don Mereu. Don Mereu aveva sempre ricordiamo ai nostri ascoltatori che Don Mereu è il predecessore di Don Piero, esatto, Don Mario Mereu, che è venuto a mancare insomma, diversi anni fa, il compianto Don Mereu. Era sempre la sua idea di provare a fare un comitato che potesse mettere in risalto sia la figura di Sant'Andrea, sia naturalmente la solennità nel modo di festeggiare Sant'Andrea, perché prima si festeggiava sì in un modo un po', che posso dire, fatemi passare il termine, un po' più blando, nel senso che ci facevano le cresime, eccetera, eccetera, però era naturalmente molto importante, perché veniva il vescovo per le cresime, eccetera, però eccetera. Mancava la processione. Però mancava la solennità dove potesse partecipare tutto il paese, scusate se dico paese, ma la città. E dunque abbiamo costituito questo comitato. Costituito questo comitato abbiamo mollato, o così si può dire, i nostri accompagnatori e abbiamo fatto un comitato a sé, cioè ci siamo costituiti con gli altri amici e abbiamo provato a mettere insieme delle idee che potessero aiutare a costruire appunto questo comitato, cioè fare un regolamento, darci delle regole, cosa fare, cosa non fare, perché far nascere appunto il comitato, capito? Quanto è stato impegnativo questo percorso? È stato impegnativo perché noi solo per farci questo regolamento, che era uno statuto, abbiamo messo parecchi mesi. Una volta che abbiamo terminato questo, approvato naturalmente anche dal vescovo, abbiamo cominciato a lavorare sul che da fare, cioè abbiamo messo delle idee che erano naturalmente per festeggiare Sant'Andrea pescatore. Abbiamo pensato, ma pescatore, facciamo una sagra del pesce, ma non una sagra del pesce tanto per mangiarci qualcosa, ma bensì per arrivare dove, che posso dire, dove la gente aveva bisogno di compagnia. Noi lavoriamo molto sulla distribuzione del pesce, più che la sagra. Riveste anche un aspetto simbolico. Allora, quindi Sant'Andrea, patrono protettore dei pescatori, il pesce che viene distribuito dal comitato diviene anche un momento di incontro, una sorta di collante per l'intera comunità. È importante questo passaggio, no? Esatto, perché noi, oltre a cucinare il pesce che distribuiamo gratuitamente
alla popolazione, prima che si facesse la distribuzione, prima che facciamo la distribuzione, riusciamo a portare i pesci agli ammalati, agli anziani. C'è una distribuzione che viene fatta casa per casa, a seconda delle segnalazioni avute dalla popolazione stessa, e dunque portiamo il pesce a casa. Chiarissimo. Ti fermo un attimo perché magari io mi addentrerei su questi aspetti successivamente. Il comitato adesso da quante persone è composto? Oggi siamo 16 componenti, 16 soci. 16 soci. Perché ci chiamiamo soci di Sant'Andrea. Che quindi portano avanti questo percorso che poi culminerà nel programma che poi ti chiederò. Io vorrei dare la parola invece a Giuseppe Piludo, che di questo comitato è la new entry, sei, come dire, un acquisto recentissimo, sei arrivato a gennaio scorso se non sbaglio. Sono arrivato a gennaio, sì, e sono molto fiero. Ma perché sei entrato? Questa domanda così a bruciapelo perché io ho sempre pensato che questo comitato, questo gruppo lavori molto sul sociale. È una cosa che mi è sempre piaciuta, come organizza molte cose per il sociale, come la distribuzione dei pesci agli ammalati, come il pranzo degli anziani, che io l'anno scorso, quest'anno ho partecipato ed è stata un'esperienza molto forte, molto toccante, mi è piaciuta vedere delle persone che magari rivedere degli amici che non hanno la possibilità di incontrarsi in altre situazioni, l'hanno fatto lì, e io sono veramente fiero, sono felicissimo che questo gruppo mi abbia accolto, perché vorrei un attimino interromperti per spiegare ai nostri ascoltatori che la festa degli anziani esula dai festeggiamenti di Sant'Andrea, se non sbaglio viene organizzata a maggio. Viene organizzata fuori dai festeggiamenti di Sant'Andrea, ecco perché dico che è un gruppo che lavora molto sul sociale, tutto l'anno sul sociale, con la festa degli anziani, la festa dei bambini. E poi una cosa che a me è sempre piaciuta e mi ha toccato, la distribuzione dei pesci alle persone che non possono partecipare alla sagra del pesce, che è quasi il simbolo, perché Sant'Andrea Pescatore, la sagra del pesce è un simbolo della festa, e portare a domicilio un pesce alle persone che non possono spostarsi, secondo me questo è lavorare nel sociale. Questo a me è piaciuto di questo comitato, ecco perché ho deciso di fare la domanda e ripeto, sono felicissimo che mi sia stata accolta questa domanda, perché è un gruppo compatto, ripeto, un gruppo compatto che lavora sul sociale. Questa è stata la mia decisione. La tua decisione. Vorrei ricordare anche un altro aspetto che forse è passato un po' in secondo piano, che è la collaborazione con l'Automoteca e l'Avis, perché durante i festeggiamenti di Sant'Andrea c'è anche un appuntamento dedicato alla raccolta di sangue. Sì. Poi magari entriamo meglio nei dettagli, però ripeto, questo sta a testimoniare il fatto che questo comitato al di là dell'aspetto religioso, dell'aspetto spirituale, si occupa anche di aspetti un po' più concreti, che però lo qualificano. Don Piero, lei da parroco chiaramente magari questo aspetto lo coglie un po' meno, però mi pare di capire che anche per lei sia importante. Importantissimo, sono d'accordo con la testimonianza che ha dato Giuseppe, perché il culto dei santi non è soltanto preghiera o partecipazione alla messa, ma è anche un'attenzione grande che si presta a coloro che non stanno bene, agli ammalati, come ha già detto lui, ai ragazzi, ai bambini piccoli, agli anziani, a tutto questo comprende completamente il senso anche della festa religiosa, perché la festa religiosa non avrebbe quasi nessun senso se fosse riservata soltanto alla Chiesa, mentre invece coinvolge tutti, perché incontra le persone nel momento della loro vita, e questo è un valore molto bello. Perché a volte si pensa che la religione sia un qualcosa di intimistico e basta. No, la religione ha un occhio alla spiritualità, ma anche un occhio alla gente, alle persone, dove ognuno vive.
Del resto i cristiani sono stati sempre qualificati in questo modo, già dall'inizio. Dice, i cristiani sono come gli altri, solo che hanno una qualità diversa perché mettono Dio al centro della loro vita e poi, ecco, la persona umana. E qui l'ha reso molto bene anche il Vescovo Antonello quando nel suo stemma ha detto la gloria di Dio è l'uomo, cioè la persona umana, la vita stessa. Chiarissimo. Io la fermerei qua perché siamo arrivati velocemente al primo blocco pubblicitario. Io darei la parola alla regia per le nostre pubblicità. Prego. Il Galogliastra avvia la programmazione 2023-2027 e ti invita agli incontri per la stesura del nuovo piano di azione. Le riunioni sono rivolte a tutti e servono a raccogliere idee ed esigenze indispensabili per redigere il nuovo piano di finanziamenti. Sei un amministratore pubblico, un imprenditore o un cittadino con nuove idee? Aiutaci anche tu a scrivere la strategia di sviluppo rurale dello Iastra 2023-2027. Costruiamo insieme il futuro. Per maggiori informazioni visita il sito www.galogliastra.it. A breve comunicheremo le date dei prossimi appuntamenti. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir, Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Air. Colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione. Amy Beauty Air. Tira fuori il perfetto che è in te. Amy Beauty Air. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Scopri la linea Kerastase con il 20% di sconto sino al 30 novembre. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store, via Repubblica 9 a Lanusei e da oggi anche in via Monsignor Virgilio 74 a Tortolì. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 9992. Ecco, rieccoci, siamo in studio qui dagli studi di Radio Stella per parlare della solennità in onore di Sant'Andrea Apostolo, il patrono di Tortolì, che ci accingiamo a festeggiare con tutti gli onori. Inizieremo a brevissimo perché i festeggiamenti verranno distribuiti nell'arco di diverse settimane, ma io per farci raccontare questo aspetto darei la parola a Giuseppe Frau, che è il presidente del comitato. Prego Giuseppe, raccontaci nei dettagli che cosa prevedono i festeggiamenti. I festeggiamenti iniziano il 18.
Il 18 presso l'oratorio parrocchiale si terrà uno spettacolo di animazione e giochi per bambini dal gruppo Girando di Cagliari. A testimoniare quello che stavamo dicendo prima, cioè Appunto, noi mettiamo in risalto appunto bambini, anziani e la popolazione, cioè ci serve quest'idea e dunque una volta che partiamo con i bambini proseguiamo naturalmente con questo 18 novembre, poi il 25 novembre presso l'oratorio sempre parrocchiale facciamo la Sagra del Pesce. La Sagra del Pesce, come prima vi stavo spiegando, c'è la distribuzione gratuita ai presenti e la consegna a domicilio agli anziani ammalati del pesce. un ruolo importante in questo frangente lo hanno i pescatori della cooperativa. Grandi collaboratori. Perché Grandi dalle prime ore del mattino si mettono a cucinare i pesci che poi verranno distribuiti. Infatti. Li ringraziamo di questo. Adesso io non voglio svelare, c'è un conflitto di interessi, ma anch'io faccio parte del comitato, quindi No. mea culpa. Don Piero mi assolverà, spero. Già assolta. È importantissimo la collaborazione con i pescatori, anche perché i pescatori non solo fanno il loro dovere di pesca, ma ce lo cucinano, cioè sono operatori diretti, cioè anche loro partecipano a questa idea di voler aiutare gli anziani per avere un sollievo, ma che posso dire, ma anche un semplice saluto da parte di chi porta il pesce, perché noi abbiamo aperto in qualche casa, abbiamo bussato e ci hanno aperto con un po' di, perché prima la facevamo la sera, con un po' di diffidenza. Una volta che vedevano questo dono, perché per loro era un dono, no? Per noi è un dovere farlo, consegnavamo il pesce, ma solo vedere il sorriso della persona che ci accoglie quando noi distribuiamo il pesce, per noi è già un premio, è già qualcosa di molto importante. Ecco perché continuiamo a fare questa Sagra del Pesce in questo modo. Che si svolgerà alla sera, quindi la mattina la distribuzione dei pesci a malati ed anziani e la sera poi la sagra vera e propria. Abbiamo spostato dalla sera alla mattina la distribuzione per gli anziani perché appunto qualcuno non ci apriva perché era troppo tardi. E dunque abbiamo optato di farlo la distribuzione per gli anziani la mattina, che è meglio probabilmente. Poi sabato. Il 27, 28 e 29 novembre c'è il Triduo. Triduo è una preparazione in pratica, una preghiera per la festa. Cioè, con naturalmente la Santa Messa che sarà presieduta dai parroci delle parrocchie cittadine. E poi... Quindi ricordiamole chiaramente Sant'Andrea, San Giorgio, Stella Maris e San Giuseppe. Esatto. Poi per arrivare naturalmente al giovedì 30 novembre, festa solenne. Festa solenne che ci sarà la mattina Sacorona che passerà per le vie, cioè la Sacorona è accompagnata dai ragazzi in costume del gruppo folk Sant'Andrea e del suonatore di Leonidas. È una raccolta e far sapere perché il suonatore di Leonidas, naturalmente accompagnato dai ragazzi, fa sapere che c'è la festività in onore di Sant'Andrea e fa il percorso per le vie della città. Poi, naturalmente, alle 10 c'è la Santa Messa per i ragazzi, animata dal coro Santa Teresina, e arriviamo alle 17:30, la Santa Messa, presieduta dal nostro Vescovo Antonello e celebrata dai parroci. Scusate, mamma. Immagino l'emozione, insomma. Intanto l'emozione, sì, è vero. Anche perché comunque incarnare il ruolo di presidente, insomma, è importante. No, ma è sentita, cioè per me è un onere, ma anche un onore essere presidente, così
Don Merino diceva obriere maggiore. Mi stava meglio probabilmente. Questa parola presidente un po' è pesante, capito? Però va bene lo stesso. E naturalmente, una volta finita la messa, alle 18:30 ci sarà la processione. Processione con fiaccole per le vie della città, accompagnata dalle massime autorità religiose e civili. Ogni anno cambia l'itinerario della processione? Esatto, esatto. Perché cerchiamo di essere sensibili anche all'esigenza di far sapere a tutti, che posso dire, di passare nelle vie dove gli anziani non hanno mai visto la processione. Dunque cerchiamo di passare anche lì, dare un lustro alla processione, secondo me, variando il percorso, ecco. Quest'anno dove si svolgerà? Allora, quest'anno il percorso è abbastanza lungo. Si partirà dalla cattedrale, via Salvatore Locci, via Garibaldi, Corso Umberto, via Baccasera, via Dante, via Monsignor Vigilio, via Nino Bixio, via Iosto, via Amsicora e in arrivo in cattedrale. Una volta che la processione è completata, ci sarà la solenne benedizione delle reliquie di Sant'Andrea Apostolo e poi naturalmente si invitano i parrocchiani ad addobbare le vie del percorso rendendole accoglienti e festose in onore del patrono. E poi alla fine i goccius. I goccius avrei preferito che magari... No, ma infatti la domanda la rivolgiamo subito al parroco perché è forse uno dei momenti più suggestivi dei festeggiamenti del patrono. Ci raccontano di una tradizione che affonda le radici, insomma, nella notte dei tempi o quasi. Perché è solo così importante? Perché questa espressione spirituale e culturale è così importante? Perché è così sentita? È un momento di espressione anche umana e soprattutto di gioia dei comitati, perché si ritrovano magari stanchi e sfiniti alla conclusione della festa, però poi tirano fuori questa voce che racconta la vita del santo. E in Sant'Andrea lo stesso, racconta la vita del santo, perché magari prima non si usava forse tanti mezzi come ci sono adesso, ma prima si imparava quasi a cantilena. Sì, è la tradizione orale che veniva poi in qualche maniera, come dire, tramandata e che è arrivata fino ai giorni nostri. È arrivata fino ai giorni nostri e speriamo che continui, che venga mantenuta in considerazione questa tradizione, perché è molto bello, attraverso anche il sentimento che chi ha composto o compone i goccius, il sentimento che ci ha messo intanto lo studio della vita del santo, nel caso di Sant'Andrea lo studio anche delle pagine del Vangelo, e poi ancora tutta la vicinanza che il santo ha con le persone. E allora magari c'è la raccomandazione per gli ammalati, per coloro che magari vivono momenti di grande necessità. Cioè la religione che trova due punti di riferimento, trova Dio e l'uomo. E attraverso questi goccius viene presentato proprio questa amabilità che ogni paese manifesta in occasione proprio della festa. Dei propri santi. Sì, una domanda la farei a bruciapelo subito, non me ne vorranno gli ospiti. Ma quanto vi siete emozionati nel cantare i Goccius? La faccio anche a lei, arrivo subito. Giuseppe? Io ancora non ho avuto la possibilità, ce l'avrò quest'anno. È vero. Perciò l'anno scorso li ho ascoltati perché già avevo inoltrato la domanda e già iniziavo a partecipare, però non ho avuto la possibilità di emozionarmi. Speriamo quest'anno di riuscire a cantarli. Giuseppe? Ma è emozionatissimo, perché è chiaro che cantare che posso dire, qualcosa di sacro, perché rappresentano che posso dire, delle tradizioni tramandate da, come stavamo dicendo prima,
e poi provare a essere in grado di farlo, perché non è semplice per chi ha un'emozione così grande, che posso dire io sono una persona molto emotiva, probabilmente ve ne siete accorti. Beh sì, insomma, diciamo che ti sei anche emozionato nel leggere la locandina. Esatto, per ma cui immagino proprio di sì. Ho detto prima che per me era un onere sì, ma un onore rappresentare, che posso dire, il comitato. Dunque mi sento questa responsabilità addosso, che poi non è una responsabilità perché siamo tutti, che posso dire, soci di Sant'Andrea, cioè il presidente non è quella figura che debba dare delle direttive, no, è quello che potrebbe essere il coordinatore. Passiamo questa parola, coordinatore. Chiarissimo. E Don Pie, lei ha un rapporto diretto con i piani alti, quindi insomma magari l'emozione è un po' di meno, ma insomma quando sente... C'è sempre uno stato d'animo che manifesta intanto la curiosità di conoscere la vita del santo e mettersi anche una domanda: come mai questa persona, un pescatore, e qui vediamo anche manifestarsi la grandezza della presenza di Cristo nel mondo, no? Che non ha scelto chissà in quale università, ma è andato a scegliere le persone mentre lavorano, mentre sudano, le persone nel loro momento di fatica. Qualche esattore di tasse pure. Qualche esattore di tasse, benissimo, anche lui, ma lui è venuto proprio per congiungere la terra al cielo, proprio questo, no? E raccontando i Gocius, torno sempre ai Gocius, raccontando la vita del santo, era un fare che portava anche la popolazione a seguire questo. Difatti molti, quando vengono cantati i Gocius, si uniscono perché viene distribuita a tutti un foglio dove ci sono queste strofe e poi cantano tutti e con gioia, insomma. A questo proposito vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, ai tortoliesi, ai cittadini di Tortolì Arbatax in particolar modo, che chiaramente la loro presenza in occasione di questa solennità non solo è auspicata, è gradita, anzi di più. Raccontiamo un attimino anche cosa succede quando si fa Sagicca, quando si va alla questua in giro, e quanto è bello sentirsi rispondere a Trusannus. Chi la vuole raccontare? Giuseppe, racconta tu, che insomma ormai sei un veterano. Sagicca è un'esperienza, che posso dire, come prima accennavo la distribuzione dei pesci. Per che cosa? Perché si ha un contatto diretto con la popolazione, si va a fare un percorso, che posso dire, dove magari non pensavi nemmeno di passare in zia Ritta e zia Giovanna, eccetera, eccetera, che si emozionano solo a darci i 4 spiccioli che hanno. Perché molte volte noi chiediamo gentilmente, probabilmente è l'unica cosa che bisogna fare, un contributo, ma non chissà quale, perché molti ci dicono: ma non tengo nulla, ti posso donare 2 euro, ti posso donare. Noi prendiamo 2 euro, ma 2 euro sono dati col cuore. Chiudo. L'emozione. No, è vero. Va bene così, va bene così. Incontrare le persone nelle loro case, portando l'annuncio della festa, anche quando passa la corona. La corona passa con la benedizione del santo e quindi visita tutte le famiglie, portando questo annuncio e lasciando un'immagine del santo proprio per ricordare che quel giorno è un giorno particolare. Chiarissimo. Don Piero, ci accingiamo a festeggiare il nostro patrono, non so, ha qualcosa di particolare da qualche appello, da rivolgere ai nostri concittadini? Ma io penso che nell'animo dei tortoliesi, anche se sta diminuendo sempre
la presenza dei tortoliesi DOC, perché il Tortoliè è un bacino di utenza che prende da tante parti, non solo dalla Sardegna ma anche dal continente e da altri posti. L'appello che si può fare è vantarsi appunto del santo patrono Andrea e soprattutto vederlo come una persona che è immersa nella quotidianità, però ha dato la disponibilità anche a Gesù Cristo per essere testimoniato nel mondo, e questo penso che sia la gioia di ogni famiglia e soprattutto la soddisfazione piena anche di coloro che magari tentennano un pochino nel loro credo, nella loro fede, però apprezzano Sant'Andrea perché era un lavoratore. Vedere poi anche i soci della cooperativa pescatori che fanno tanti sacrifici e quel giorno, ecco, sono orgogliosi di farlo perché sentono Andrea come un loro compagno di viaggio. Quindi le difficoltà della vita, questa figura così importante può rappresentare un modello, quindi un modello. Giuseppe, anche a te l'ultima parola, poi finirei con l'altro Giuseppe in occasione di questa nostra solennità. Quello che vorrei dire è che noi siamo un comitato aperto a tutti, naturalmente vorremmo che fossero nuove leve, ma per far sì che si continui a onorare la figura di Sant'Andrea, perché è chiaro che anche fare la questua, come stavamo dicendo prima, costa parecchio, costa nel senso fatica. Io uscire, che posso dire, tutti i giorni, fare il giro di tutto il paese non è semplice, perché molti di noi hanno impegni di lavoro, impegni di familiari, chi non sta bene, eccetera, eccetera. Dunque, più siamo e più riusciamo a fare qualcosa di concreto, capito? Dunque, un appello a chi ha disponibilità e chi ha voglia di impegnarsi nel sociale, perché noi lavoriamo prevalentemente nel sociale, è benvenuto. Giuseppe. Avrei detto la stessa cosa. Quindi avrei detto la stessa cosa, che qualcuno faccia quello che ho fatto io, perché è una bellissima esperienza e abbiamo bisogno di persone, perché come ha detto Giuseppe anche di giovani magari, soprattutto no? Giovani, perché io sono l'ultimo arrivato e non sono giovanissimo, comunque qualche ragazzo che abbia la possibilità di inserirsi, perché è una bellissima esperienza. Questo lo dico perché sono felice di far parte di questo gruppo, e solo chi non c'è dentro non capisce la felicità, anche se c'è da lavorare, ripeto. Però io mi sono preso delle belle soddisfazioni personali e questo mi fa molto piacere. Io l'ultimo appello a questo punto lo lancerei io, direi a tutte le persone che risiedono, che vivono nelle case delle vie che tu hai indicato prima con dovizia di particolari, se possibile addobbate i vostri balconi con le lenzuola del corredo, le lenzuola ricamate, le coperte, così come si è sempre usato fare. Sbaglio, Don Piero? No, va benissimo. Come si fa per Corpus Domini, quindi insomma questo è un appello che rivolgo io, quindi io direi che abbiamo finito, ci congediamo con il saluto a Trusannus Mellus. Ci rivedremo in occasione dei festeggiamenti, sperando di poter ripetere questi festeggiamenti in nome del nostro Santo Patrono per tanti anni a venire. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Don Piero, grazie ancora per la disponibilità. Giuseppe, grazie anche a te. Giuseppe, idem. Ringrazio i nostri radioascoltatori per averci seguito in questa puntata speciale dedicata al Santo Patrono, che verrà festeggiato, ricordo, il 30 novembre. Ringrazio chi ha reso possibile la messa in onda di questa trasmissione, quindi Roberta Loi, che si occupa della parte video, Daniele De Murtas della parte audio. Vi ricordo inoltre i nostri appuntamenti informativi dell'informazione, perché Radio Stella, non so se avete notato voi, gentile pubblico che ci sta seguendo, sta puntando tantissimo sull'informazione, ad offrire un servizio ulteriore ai nostri radioascoltatori, per cui vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa di Stella dice che a partire dalle 9:30,
il radiogiornale a mezzogiorno, poi torno io giovedì prossimo con la nuova puntata di Nero su Bianco dedicato alla formazione in Ogliastra. Quali esigenze copre e quali no. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. Il Galo Ogliastra avvia la programmazione 2023-2027 e ti invita agli incontri per la stesura del nuovo piano di azione. Le riunioni sono rivolte a tutti e servono a raccogliere idee ed esigenze indispensabili per redigere il nuovo piano di finanziamenti. Sei un amministratore pubblico, un imprenditore o un cittadino con nuove idee? Aiutaci anche tu a scrivere la strategia di sviluppo rurale dell'Ogliastra 2023-2027. Costruiamo insieme il futuro. Per maggiori informazioni visita il sito www.galogliastra.it. A breve comunicheremo le date dei prossimi appuntamenti. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar, momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir, Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Air. Colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione. Amy Beauty Air. Tira fuori il perfetto che è in te. Amy Beauty Air. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Scopri la linea Kerastase con il 20% di sconto sino al 30 novembre. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store, via Repubblica 9 all'Anusei e da oggi anche in via Monsignor Virgilio 74 a Tortolì. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 9992.